Hanno portato al sequestro di oltre 1,5 kg di marijuana i controlli che hanno coinvolto nella serata di ieri polizia, carabinieri e guardia di finanza. Controlli congiunti disposti dalla prefettura dopo le violente rapine in casa ai danni di anziani. A Mogliano un 23enne, Mattia Gallinaro, è stato fermato in auto con 2 grammi di marijuana, ma in casa aveva ben altro. Abbiamo ritenuto opportuno effettuare una perquisizione domiciliare essendocene i presupposti. Abbiamo rinvenuto all'interno dell'abitazione un involucro contenente 1,6 kg di marijuana. Chiaramente era un'attività destinata allo spaccio. Il ragazzo è molto giovane, presumibilmente i consumatori saranno altrettanto giovani. E droga era stata trovata nei giorni scorsi anche in un noto locale di Conegliano, l'appartamento Hoffman. Per quello e per una serie di irregolarità e mancate licenze è scattata la sanzione più pesante. Sono state rilevate diverse mancanze, tra cui anche appunto la presenza di droga, e questo ha necessariamente comportato la sospensione della licenza per 30 giorni. 44 le prostitute identificate su Pontebana e Terraglio, tra loro anche una minorenne ungherese. È stata identificata anche una 17enne intenta a prostituirsi sul Terraglio e ora la stessa si trova in una struttura protetta dove poi verrà sentita per chiarire le circostanze di come lei possa essere stata indirizzata alla prostituzione.